A far rumore sono anche le grandi esclusioni, candidati che nonostante i pronostici favorevoli alla vigilia resteranno fuori dall'Assemblea regionale siciliana. Il caso più eclatante, qualora arrivasse la conferma dal dato ufficiale, è certamente quello di Carmelo Pullara. Il deputato licatese uscente, pur essendo il primo per preferenza in provincia con oltre 8.000 voti, non riuscirebbe a ottenere il seggio con la Lega, partito a cui ha aderito durante l'ultima legislatura dopo l'esperienza con gli autonomisti. Un altro grande escluso è Vincenzo Fontana, l'ex presidente della provincia di Agrigento, candidato con Forza Italia. Raccoglie sicuramente meno di quanto ipotizzato alla vigilia, venendo superato da Gallo, la Roccaruvolo e anche dal consigliere comunale di Canicattì Luigi Salvaggio. Non bastano le oltre 5.000 preferenze al consigliere comunale di Favara Salvatore Fanara. Nonostante l'ottimo risultato elettorale alla prima candidatura alle regionali, il giovane favarese deve arrendersi al compagno di lista ed ex sindaco di Ribera Carmelo Pace, eletto con la Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro. Mancherebbe la rielezione anche dell'ex capogruppo del Movimento 5 Stelle Giovanni Di Caro. Il deputato uscente paga il magro bottino elettorale nella sua Favara, dove ha ottenuto poco più di 1.000 preferenze. Al suo posto ci sarebbe l'ex sindaco di Licata Angelo Cambiano. Non soddisfacenti i risultati elettorali ottenuti dall'ex sindaco di Lampedusa Totò Martello, candidato col Partito Democratico, e Matteo Mangiacavallo. Quest'ultimo deputato uscente aveva aderito a Fratelli d'Italia dopo l'elezione con il Movimento 5 Stelle di 5 anni fa. Abbraccio, solo abbraccio lontano. Una considerazione su questo voto, onorevole? A un voto degli amici, una continuità di rapporto di questi anni che mi ha consentito di avere questo importante risultato questa sera. Sono contento, sono soddisfatti i miei amici e speriamo di essere utili alla provincia di Agrigento. Una vittoria al photo finish? Sì, una vittoria con largo margine, ma arrivata agli ultimi momenti perché aspettavamo i risultati di Favara e di Ribera che ci hanno consentito di fare lo sprint finale per vincere. Regionalmente come è andata la lista autonomia? Bene, intorno al 6,5-7%. Quindi diciamo siamo tranquilli? Assolutamente sì. Ecco, quali saranno i suoi progetti immediati per la nostra progetti poi vediamo, per ora festeggiamo con gli amici, qualche giorno di riposo, ma proprio qualche giorno, per poi già giovedì sarò a Palermo per andare a incontrare il presidente Schifani. Un ottimo risultato, onorevole Gallo. Sì, veramente un ottimo risultato, un risultato di tutti noi, di tutti i candidati della lista, e devo dire che è stata veramente una bella campagna elettorale di emozione e di tanto entusiasmo. Oltre 20.000 voti. Sì, oltre 20.000 è un grande successo per Forza Italia che, come si vede, conferma sempre la sua crescita. Ora con Schifani si porterà avanti un discorso sulla provincia di Agrigento, dalle tante... Certo, con Schifani che è il Presidente della Regione, con questo risultato avremo Schifani accanto a noi e mi auguro che questa provincia sarà attenzionata come è giusto che sia.